Va ora in onda la rassegna stampa. Sulle mie labbra a francobollo come la sabbia, come un capello e con un libro. Baciami, se ti dà noia solo all'ombra, baciami, chissà se sei divento di salsedine. Baciami lasciando che si allunghino per secoli questi attimi e come due proiettili. Facciamo che una volta due si baciano e mirano nel cielo e non uccidono. Facciamo come i fili del telefono che uniscono, dividono. Attaccati al tuo tram, che ora fai? E mentre non tornai, stanco di me sei. Abbiamo visto un film in galleria, o eravamo noi? Era un'idea, domani che sarà? Mi sveglierò metà della metà, ogni 3 ore di merito di noi, perché non baciarti adesso te ne vai, come bere, come ballare. Baciami, se ti dà noia sola all'ombra, baciami, pensare che mi stavi un po' antipatico, ma baciami lasciando che si allunghino di secoli questi attimi e come due proiettili. Facciamo che una volta due si baciano e mirano nel cielo e non uccidono. Facciamo come i fili del telefono che uniscono, dividono. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te, cara Sveva, e buon lavoro, amici. Antonino, mi senti? Antonino? Arrivo, eccomi, mi senti adesso? Sì, ora ti sento. Ci sei? Dindon, io ti sento. Sì, ora ti sento Io ti anch'io. sento. Prima c'è stato un buco. Perfetto, ci sono. Amici, amici miei, Manon dell'Avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 22 di agosto dell'anno del Signore 2025. Intanto, grazie cara Sveva, buongiorno, buon lavoro. Cominciamo la nostra trasmissione come sempre con i nostri consueti caveat: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati per sentire questa radio un po' più vostra, ma soprattutto radiolibertà.net fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono Liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, lo potete ascoltare ogni giorno alle 15, oppure l'onda libera e anche un po' pazza di Giulio Cainarca, con le supposte anche del sottoscritto alle 10:35, la rassegna stampa di Semivarin che sto supplendo io fino a venerdì prossimo, quindi abbiamo ancora 168 ore da passare insieme, non so se siete contenti o meno, vedete un po' voi. Le videopillole e molto altro ancora. Insomma, radiolibertà.net is the place to be. Le nostre coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 se avete voglia di mandarci zap o WhatsApp, che dir vogliansi, oppure 02 9294 7222 quando lo dirò io, soprattutto dopo le 10:05, perché la puntata odierna è, vi garantisco, pregna di notizie e di argomenti. Anzi, vi vado a dare un piccolo ragguaglio dei temi che affronteremo oggi: lo sgompero del Leoncavallo,
Gaza con l'attacco a Gaza City. Su questo saremo abbastanza sbrigativi per un motivo molto semplice. Io vi invito a non perdere oggi alle 12:40 circa l'intervista con il dottor Michael Milstein del centro Moshe Dayan di Tel Aviv, il quale, parlando ieri con me, è un'intervista in inglese, ma ovviamente io ve la tradurrò passo passo, il quale, parlando con me, ha detto chiaramente che Israele si sta per cacciare in un brutto cul-de-sac, e ha detto anche che qui il caso è decidere. La scelta era o distruggere Hamas oppure liberare gli ostaggi con il negoziato, ma ottenere tutte e due le cose non è possibile. Non so se ci sia l'equivalente in Yiddish, ma noi in Calabria diciamo cui du lepri cerca m'attacca, uno fuggi e l'altro scappa. Traduzione: chi prova a prendere a laccio due lepri, una fugge e l'altra scappa. Quindi non si possono avere in questo caso i due piccioni con una fava. Ancora, poi abbiamo il ministro Salvini che è stato intervistato a proposito delle opere pubbliche, ha parlato del ponte sullo stretto, ha detto sarà come il Mose, prima tutti quanti che non lo volevano, lo deridevano, lo prendevano in giro, e poi in realtà il Mose è diventato uno splendido strumento che salva Venezia. Il Nord Stream con l'arresto di questo ucraino a Rimini, il caso del gruppo Facebook Mia Moglie, la confessione di uno di questi. Vedete, c'era una commedia, Il Magnifico Cornuto. Ecco, secondo me uno che mette le foto di sua moglie su un gruppo Facebook perché vuole che altri morti di ci siamo capiti cosa votino, commentino e dicano, ecco, non è nemmeno un magnifico cornuto, è solo un povero cornuto e basta. Poi ancora Mediobanca, l'alpinista eroe italiano che è morto per andare a salvare una sua collega russa in montagna, i dazi, il divario nord-sud raccontato dal Quotidiano di Sicilia, Roberto Giardina su Italia Oggi dalla Germania che ci parla dei Rom, come vivono lì, e poi le polemiche sui vaccini, il meeting di Rimini e molto molto altro ancora, perché vi dico, oggi siamo veramente pregni, pulluliamo. Sveva, per favore, se vogliamo mostrare la condivisione, io già l'avevo Antonino, attivata scusa, in mi modo hai tale che... scritto adesso nella chat che non l'ho mostrata perché i quotidiani sono bloccati alle pagine iniziali. No, è la pagina iniziale, è quella, non è bloccata. Non La c'è sto la mostrando pagina volutamente precisa, così. tutte le intro piccoline, Avvenire, Corriere. Esatto, quella lì. Ah, ok, Sì. va bene, pensavo che ci fosse come al solito quella grande. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Il problema è che siccome abbiamo avuto qualche intoppo, intrallazzo con Teams, e allora giustamente chi si scotta con l'acqua calda finisce per bruciarsi con l'acqua fredda, ma come vedete funziona. Cominciamo allora la nostra rassegna stampa, la cominciamo prima di tutto attraverso le agenzie per avere le ultime notizie. Savasandir. Eccoci qua, bene, aspetta che ecco, funziona, perfetto. Andiamo a vedere allora l'ANSA, Ucraina, Mosca e Kiev si irrigidiscono, Trump tra 2 settimane sapremo se ci sarà la pace, Svizzera, Austria, Turchia, Zelensky ha elencato i paesi che potrebbero ospitare un suo incontro con Putin, ma un tale evento resta nel campo delle ipotesi. Flamingo, il missile da 3.000 chilometri per fermare Mosca, lo hanno sviluppato gli ucraini, diciamo sulla base di un progetto inglese. La cosa divertente è che si chiama Flamingo, cioè fenicottero, perché per un errore di montaggio in fabbrica la testata del missile, anziché venire pitturata di un marziale nero o verde militare, è uscita rosa, e quindi Flamingo. Poi andiamo avanti, Medio Oriente, Israele avvia l'occupazione di Gaza, l'Italia e 20 stati contro il corridoio in Cisgiordania, l'Ucraina, il piano italiano, 24 ore per reagire se Mosca attacca, il soccorso, in salvo 2 alpinisti bloccati a 4.000 metri sul Monte Rosa, l'alpinista italiano muore in Kirghizistan, cercava di soccorrere una compagna di cordata. Il primo piano, la fotosintesi sta aumentando a livello globale, soprattutto sulla terraferma, rallenta
nei mari. La polemica, gli animalisti contro Messner, assurdo, eliminare i lupi. Ancora l'ADN Kronos, andiamo a vedere che cosa ci offre questa mattina. Israele, le mosse di Netanyahu, occupazione di Gaza City, nuovi insediamenti in Cisgiordania. Ucraina, Trump frena sull'incontro con Putin Zelensky, in 2 settimane sapremo se ci sarà la pace. A me pare che il buon Donald sia pronto per scaricargli la patata bollente. Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 7,5 nelle regioni antartiche e nel canale di Drake. Adriano Pappalardo shock, al concerto insulta la Meloni ma la platea lo fischia. Il cantante poi si è scusato. Andiamo avanti con vediamo un po'. USA, sparatoria a Filadelfia nell'Università di Papa Leone XIV. Gli studenti sono barricati. Aspetta che riavviamo subito la condivisione. Io però mi vedevo con la condivisione, quindi andiamo a vedere anche, ecco qua. Andiamo a vedere anche la BBC, già che ci siamo, eccola qui. Le concessioni di territorio ucraino che vengono messe sul tavolo sono la trappola voluta da Putin. Questo è quello che dice Kaja Kallas alla BBC. Kaja Kallas, che è appunto il ministro degli esteri europeo, potremmo dire, avvisa in un'intervista con la BBC contro la scelta di spingere l'Ucraina a cedere dei territori alla Russia. Ancora, vediamo un po', Israele dice che comincerà i colloqui per liberare tutti gli ostaggi, ma tutto questo accade mentre il gabinetto, cioè il governo, approva l'attacco a Gaza City, che è già peraltro cominciato. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani italiani e andiamo a vedere Avvenire, eccolo qua, il quotidiano dei vescovi, che apre con la giornata di digiuno che è stata indetta per oggi dal Papa. Il fatto, una mobilitazione generale per le diocesi, associazioni, movimenti cattolici, seminiamo e non ci rassegniamo, disarmati e disarmanti. Oggi giornata di preghiera e digiuno per la pace indetta dal Papa, solo il dialogo può fermare le guerre. Sui principali fronti sale però la tensione, Israele accerchia Gaza City, sull'Ucraina la trattativa non decolla. Controcorrente, fotonotizia a centropagina, Scholz è il tema ispiratore dell'evento che si apre oggi a Rimini, parte il meeting di Comunione e Liberazione. Costruttori di riconciliazione, si apre oggi il meeting per l'amicizia tra i popoli 2025. Ancora commercio, con la dichiarazione congiunta sigillato l'accordo raggiunto il 27 luglio scorso. USA all'intesa sui dazi, tariffe al 15% per quasi tutto l'export come auto e chip, timori per il vino. Accoglienza, comuni in allarme, migranti tra i minori, gli arrivi calano, ma i fondi crollano. Condannata a morte, salvata Curtis dal boia, la Florida scossa dall'appello, verso le regionali, Cirielli in Campania, emergenza trasparenza. Andiamo a vedere adesso il Corriere della Sera, mitico Corrierone, eccolo qui, lo ripeschiamo al volo. Olè, il mitico Corrierone di stamattina che si apre con il Leoncavallo. Milano, dopo 31 anni, finisce l'occupazione del centro sociale. Sgomberellite per il Leoncavallo. Sala, non sapevo. Meloni, no a zone franche, proteste in strada. Ernesto Galli della Loggia, un bilancio dell'esecutivo, un triennio al governo, la necessità di una svolta. Fotonotizia centropagina, vedete i carri Merkava da 70 tonnellate in azione, Israele avanza a Gaza City, Trump 15 giorni per la pace a Kiev. L'assemblea, Nagel, un'opportunità mancata, Mediobanca, lo stop dei soci all'offerta su Banca Generali, il ministro Tajani avverte, regionali no alle quote, scegliamo i migliori, i dazi, nessuna esenzione per il vino, le aree grigie dell'intesa tra USA e UE. Il gasdotto nel 2022, ucraino fermato per il sabotaggio al Nord Stream. Io, guardone delle mogli degli altri, racconti shock degli iscritti alla pagina Facebook con le foto osè pubblicate dai mariti. Vabbè, questa la lasciamo
ai cornuti che sono. Il Fatto Quotidiano, intrigo internazionale, uno dei sabotatori dei Nord Stream 1 e 2, gasdotti, grosso guaio, preso l'agente ucraino. Ricercato in Germania, Kuznetsov era a Rimini, il regista del comando che attaccò gli impianti. Meloni, difendere Kiev attaccata in 24 ore. Trump, prima il vertice Putin-Zelensky, 15 giorni per sapere se avremo la pace. Esclusi invece acciaio e alluminio, dazi, intesa USA-UE, 15% anche su auto e farmaci, niente esenzioni per il vino. E si bevano il loro vino fatto col bicarbonato e se ne frega. Il Tempo, eccolo qua, grande titolo del Tempo anche stamattina, signori. Grande titolo del Tempo. Assaporiamolo assieme. Disoccupati con 2K. Disoccupati. Annate a lavorare. Siamo quasi alle vette di Osho stamattina, però è un titolo stupendo. Disoccupati, annate a lavorare. Dopo 31 anni sgomberati il Leoncavallo, centro sociale simbolo dell'illegalità a Milano, i 130 rinvii di sfratto e il maxi risarcimento, Meloni, niente più zone franche, Salvini, la legge uguale per tutti, afuera, quindi cita Javier Milei, afuera lo possiamo tradurre anche con il bossiano Fuera di Ball, mi scuso, la mia pronuncia del lombardo non è perfetta, se qualcuno di voi vuole mandare un audio, però vogliamo lombardi 100%, se no non vale. Poi ancora, vogliono farci tacere, la lettera recapitata in redazione a Piazza Colonna contro editore, dirigenti, direttore, colleghi, minacce anarchiche al Tempo e Angelucci, siete servi del potere, morirete tutti. Solidarietà ai colleghi del Tempo, questo sempre e comunque. I messaggi, la solidarietà al nostro giornale per l'inchiesta sui rapporti tra la politica italiana e i filo Hamas. Evitata la guerra commerciale, trovato l'accordo USA-UE, dazi al 15% su auto e vino, salva i farmaci generici. Il conflitto, piano Meloni, se Mosca attacca, risposta alleata in 24-48 ore. La storia della musica, anche la Treccani celebra il genio controcorrente di Rino Gaetano. E poi il tempo di Osho, la Salis rilancia le occupazioni, il Leonca conquisti nuovi spazi. C'è Ilaria Salis che si sta grattando la testa perplessa. Mo tocca trovare un altro immobile prima che tornano i proprietari dalle ferie. Date una medaglia a quest'uomo, però stamattina la medaglia va data a Cerno. Grandissimo titolo del Tempo, signori. Chapeau. La Repubblica, dazi, il conto dell'Europa con gli USA intesa al 15% per la maggior parte dell'export UE, compresi farmaci e auto. Roma punta uno sconto sul vino. Mediobanca, no a Banca Generali, Nagel l'accusa. Gaza City, avanzano i tank israeliani, lite Meloni-Schlein. E poi la vedete la fotonotizia a centropagina, vedete i carabinieri pronti per lo sgombero, blitz al Leoncavallo, sgombero e polemiche tra Putin e Zelensky, incontro più lontano, Trump passa indietro, ovviamente è esplosa la polemica perché il Leoncavallo sì e Casa Pound no, poi vedremo cosa c'è sul Libero in tema. La Stampa, il Premier, subito negoziati sugli ostaggi, prenderemo la striscia anche in caso di accordo, Hamas non resterà. Gaza, Netanyahu senza pietà, scontro Meloni-Schlein, la Premier si fermi, la segretaria PD ipocrita riconosca la Palestina. Di spalla chiuso il Leoncavallo, lite su Casa Pound. Fotonotizia a centropagina, parla Anna Negri, figlia del leader di Potere Operaio Toni, con lui un'intimità negata, papà non sapeva amarmi. Oggi il via al meeting di Rimini, e io quando l'ho letto ci ho goduto assai. Formigoni, vi spiego perché non ci sarà più un partito cattolico. A Formigò, ma spiegaglielo a Paglia, a Zuppi, a quei 4 illusi che sono convinti di rifare la democrazia cristiana e non hanno capito che andranno a sbattere contro il muro. Sono anni che lo dico, finalmente l'ha detto pure Formigoni. Grazie per averlo detto, Roberto. La verità, il rigore scientifico del ministro vale solo per il NITAG, i tarocchi di Schillaci. In ben 8 pubblicazioni da lui firmate sono state trovate immagini che si riferivano a esperimenti diversi da quelli illustrati, invalidando il risultato. Nella migliore delle ipotesi mancato controllo, nella peggiore truffa. Fotonotizia centropagina, da Palermo a Bologna, viaggio tra i soldi e i misteri della Fondazione Gimbe.
Arrestato a Rimini uno degli ucraini che hanno fatto saltare il Nord Stream, inseguito da un mandato di cattura internazionale, era in vacanza. Faceva parte del comando che eseguì l'attentato, assurdamente attribuito a Mosca dalla stampa. Intesa raggiunta, ufficiale, dazi al 15% su tutto, esenti i farmaci generici, non il vino. Via il centro sociale milanese abusivo, il sindaco Sala fa pure l'offeso, non informato. Dopo 31 anni finalmente sfrattato il Leoncavallo. I manchi l'IF smentisce il ritiro, ma da quando ci sono i test genetici non combatte più. Libero vince la legalità, grande titolo di Libero, questo va quasi a pari con quello del Tempo, ma non lo supera, mi dispiace. Io stimo gli amici di Libero, stimo i colleghi, però stamattina mi dispiace, siete arrivati secondi. Vince la legalità, attenzione, cucù, il Leonca non c'è più. Anche questo gran titolo però, ve lo ripeto, vince la legalità, cucù, il Leonca non c'è più. Sfrattato lo storico centro sociale occupato di Milano. Meloni, non ci sono zone franche. La sinistra parla di regime, già pensa a come salvarlo. Ora avanti con gli sgomberi. L'intervista il vice premier Matteo Salvini, lo vedete qui fotografato al cantiere della metro C a Palazzo Venezia a Roma, perché sul ponte cambieranno tutte idea. Fabio Rubini a pagina 11. Ecco, lo precisiamo per le anime belle, non è che Salvini è andato volutamente a Piazza Venezia a mettersi sotto un famoso balcone perché doveva fare l'apologia del fascismo, no, semplicemente perché i lavori si stanno facendo proprio alla fermata di Piazza Venezia e ieri c'era l'incontro con lui a Piazza Venezia. I giornalisti sono stati tutti avvertiti e invitati per questa conferenza stampa, quindi lo diciamo per eventuali anime belle che subito il fascismo, quando c'era lui le metropolitane arrivavano in orario, eppure i ponti. Allora, risico bancario, svolta di Piazzetta Cuccia, lo schiaffo di Mediobanca a Nagel, all'assemblea degli azionisti bocciata l'OPS su Banca Generale, una sconfitta della D. Da oggi a Rimini, via al meeting, chiuderà Giorgia e poi di spalla inchiesta, sussidi e sprechi, aiuto nelle regioni, stanno tornando le follie dei grillini. Follie che potrebbero anche aumentare, signore e signori, perché se andiamo a vedere i quotidiani economici, ecco qua gli amici del quotidiano di Sicilia, ricchezza prodotta, nord irraggiungibile, il mezzogiorno si illude e non recupera. Tra regioni gemelle come Sicilia e Veneto una forbice di 90 miliardi, paese sempre più spaccato. Ora pensate a questi che vogliono conquistare gli elettori promettendo reddito di cittadinanza. Ma voi ve lo immaginate? Ora vabbè, non si può più ricandidare, però voi ve lo immaginate Luca Zaia che si fa il giro del Veneto della piena occupazione e gli va a dire a industriali, a operai, a chi lavora, a chi si fa un mazzo tanto, sapete che c'è di nuovo? Che se mi votate vi do il reddito di cittadinanza. Ma quelli lo prendono a scorza di... A parte il fatto che Zaia, per fortuna, non si è bevuto il cervello, quindi queste cose non le farebbe, ma nella malaugurata, assurda ipotesi che lo facesse, secondo me gli tirerebbero le scorze di limone. Ma state scherzando? Ma state scherzando? Questo è quello di cui ci dobbiamo occupare, egregi signori candidati benefattori del Meridione d'Italia. Questo, ricchezza prodotta, nord irraggiungibile, lo scrive il Quotidiano di Sicilia, non lo scrive la Padania, con tutto il rispetto, lo scrive il Quotidiano di Sicilia. Ricchezza prodotta, nord irraggiungibile, il mezzogiorno si illude e non recupera. E questo è il vero problema, altro che dare il reddito di cittadinanza alla gente. Andiamo avanti, va. Italia Oggi, chiudiamo appunto le nostre prime pagine nazionali con Italia Oggi. Dazio generale USA al 15%, esenzioni per prodotti chimici, farmaceutici, le risorse naturali non disponibili. Nessun privilegio per vini, liquori, birre che restano soggetti alla tariffa ordinaria. Il centrodestra non riesce a nominare il candidato alla regione toscana, Vannacci si oppone, Valentini a pagina 4. Ancora, le Olimpiadi invernali, cantiere in ritardo, alcune opere saranno ultimate soltanto parzialmente, ne scrive Ugo Milano a pagina 7. La Cassazione, la mancanza di liquidità non giustifica l'omesso pagamento dell'imposta municipale sugli immobili.
Diritto e business, i fondi di private equity si stanno scoprendo, tutti i vantaggi della composizione negoziata della crisi d'impresa. Infine le diffusioni, quotidiani regione per regione, quelli più venduti nel 2024. E poi arriva lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, col diritto e rovescio. Non c'è solo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo. Il recente decreto sicurezza permette alle forze dell'ordine di procedere alla liberazione immediata di immobili occupati abusivamente, in particolare quando si tratta della prima casa del proprietario. In passato i tempi potevano essere lunghissimi per la necessità di un ordine giudiziario e la cronaca registrava casi pietosi come quello di un anziano che, rientrato dall'ospedale, trovava la casa occupata. Ora la musica sta cambiando. Nel quartiere Aurora di Torino in poche ore è stata sgomberata una casa occupata da 3 magrebini e una donna italiana. Nel quartiere Barriera di Milano sono stati sgombrati 6 alloggi ATC occupati abusivamente. Nel quartiere Mirafiori sono stati sgombrati 8 alloggi ATC. A Ispica, in provincia di Ragusa, un'ex casa rurale. Altri casi a Mestre e Napoli. Era ora. Beh, direi che su questo siamo tutti d'accordo. Alle 8:58 minuti e 35 secondi in questo momento. Vedete già l'articolo dell'immenso Roberto Giardina da Berlino che ci parla di Sinti e Rom, questo per darvi anche un ragguaglio su che cosa accade all'estero in merito a queste situazioni. Tra l'altro andiamo a vedere, visto che abbiamo ancora un minuto scarso, proviamo a dare anche i quotidiani locali, dopodiché alle 9 ci si ferma e ci sentiamo Boneyem, Sanni del 77, Brescia Oggi, Brescia maglia nera per ciclisti vittime di incidenti stradali, Corriere del Mezzogiorno Campania, politica, regione, fondi a pioggia per la cultura, Corriere Mezzogiorno Puglia, verso il voto, regionali, Meloni prende tempo, Corriere Trentino, futuro della città, Funivia, tanti dubbi sull'impatto, Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, maltempo, Veneto sott'acqua, l'estate è finita, Corriere della Sera, dorso di Bergamo, Clusone, Matilde ha salvato 5 bambini, Corriere della Sera, dorso di Brescia, saldi Benino, è mancato lo shopping dei turisti, Corriere della Sera, dorso di Milano, centro sociale, subito un'altra casa per il Leonca, Corriere della Sera, dorso di Roma, tecnologie, i pericoli del Grande Fratello. Corriere di Torino, sgomberi e trattative, centri sociali, lo Russo contro Salvini. Corriere dell'Alto Adige, infrastrutture, Olimpiadi, lo stadio è pronto. Corriere di Bologna, l'incidente, un altro morto sul lavoro. Corriere Fiorentino, la Toscana, liste PD, la rivolta dei territori. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, arresto su mandato internazionale, sabotatore in vacanza, il caso Nord Stream. Gazzetta di Modena, Novi Sad, ruota panoramica sequestrata dalla magistratura. Andiamo a chiudere saltando, diamo ancora la Prealpina, Piazza Garibaldi e dei rider, bus Arsizio, le storie degli addetti alle consegne fuori dai fast food. La provincia di Sondrio, Livigno, cantieri olimpici, il governo li promuove. E chiudiamo con la Repubblica Palermo. Chiudiamo con la Sicilia, da Catania, Putin Zelensky incontro lontano, nodo delle garanzie, Trump si sfila e poi si parla dell'avvocatessa del Burkina Faso che vive a Catania, giallo a Casablanca. Non si hanno notizie dal martedì, ma alle 7:30 di stamattina il GR2 ha comunicato che l'avvocatessa è stata ritrovata. Pausa, pubblicità, Boneyem, Sanni del 77, a tra poco.
the sunshine. Okay, let's be sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true. I love you. Thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was gone like the wind on sand, and the rock was formed when you held my hand. Sunny, one so true. I love you. Thank you for the smile upon your face. Sunny, thank you for the gleam that shows His grace. You're my pawn of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny, one so true. I love you. Sunny, sunny, my life was filled with rain. Sunny, sunny, feeling really easy pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true. I love you. I love you. Oh, baby, I love you. A te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 9, 5 minuti e 7 secondi. Sunny, one sun truth, I love you. Eh sì, oggi è una bella giornata soleggiata. Vuoi la verità? Ti amo. Ma che poesia questi grandi pezzi della disco music anni 70. Mica i minuetti che vi fa sentire Cainarca. Dai, facciamo un po' di polemica interna alla radio. Riapriamo la famosa faida di noi discotecomani contro quelli lì dei minuetti, ricordatevelo, anzi poi alle 10:35 glielo devo dire, già che ci siamo. Comunque, è arrivata una zappa, l'amico Pietro ha mandato un audio, Sveva se vuoi mandalo pure per favore. Buongiorno Antonino Pietro, puoi spiegarmi gentilmente due cose? Allora, primo, non dicevano che fossero stati i russi a danneggiare il Nord Stream? Anche i grandi giornaloni lo dicevano, eh? Secondo, mi puoi spiegare dove vanno a prendere i soldi calabresi, toscani per dare il reddito di cittadinanza? Non verranno ancora a pescare qui in Lombardia, Piemonte, Veneto? Me lo puoi spiegare? Grazie, ciao. Antonino, ci sei? Piemonte. Sì, ci sono, stavo riascoltando l'audio del nostro Pietro. Allora, intanto grazie per aver mandato quest'audio, amico mio, e buongiorno a te e ben trovato. Questione numero 1, Nord Stream. Trattavasi di ipotesi, le ipotesi non fanno mai prova. Questione reddito di cittadinanza promesso dai grillini, perché vi ripeto, è una cosa che ancora una volta, poi vedremo che cosa ne scrive Senaldi sul Libero in proposito. Salutiamo anche Pietro Senaldi, già che ci siamo.
È chiaro che si tratta di fare ricorso alla fiscalità generale che viene prodotta con le tasse di tutti quanti, perché non è solo andare a pescare in Lombardia, è andare a pescare anche in Calabria, anche in Toscana, sulle spalle di quelli che invece le tasse le pagano perché lavorano, perché non è che propriamente in Toscana e in Calabria la gente stia a prendere il sole a non fare niente dalla mattina alla sera, grazie a Dio. C'è anche chi lavora e paga le tasse pure lui. E quindi io mi incazzo doppiamente, perché provate a mettervi nei panni di uno che lavora, paga le tasse in Calabria e poi si trova uno che arriva e gli dice: sapete qual è la cosa principale che dobbiamo fare qui? Diamo il reddito di cittadinanza a tutti quanti. Cioè non è dire prendiamo l''ndrangheta, spelliamola su Marte e vediamo di far diventare sto posto la Las Vegas d'Europa. No, 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 no. Reddito di cittadinanza. Poi t'arriva il Quotidiano di Sicilia, eccolo qua, Quotidiano di Sicilia, diretto, già diretto e fondato da Carlo Alberto Tregua, che è catanese 100%, catanese marca Leociu, come dicono a Catania. Ecco, e che cosa titola in prima pagina? Ricchezza prodotta, nord irraggiungibile, il mezzogiorno si illude e non recupera. Ora io mi domando e dico, ma voi davvero volete votare gente che vi propone il reddito di cittadinanza davanti a un titolo di questo genere? E ripeto, a me in quanto meridionale piange sangue davanti a queste cose, perché così non dovrebbe essere. Questo è quanto, amico mio. Va bene, riprendiamo. Ah, a proposito, ma c'è anche Simone, il nostro apprendista stregone. Buongiorno Simone e buon lavoro anche a te. Cavolo, non lo sapevo, ti chiedo scusa. Allora, cominciamo con il Leoncavallo, poi arriveremo anche al Quotidiano di Sicilia. Disoccupati, andate a lavorare. Davanti a un titolo così sontuoso non potevamo non cominciare con loro. Leoncavallo sgomberato dopo 31 anni di illegalità. Meloni, no zone franche. L'occupazione a Milano termina dopo 133 tentativi di sfratto e 14 governi. Salute. Piantedosi, la linea del governo è chiara, tolleranza zero con gli abusivi. Salvini, finalmente si cambia, la legge è uguale per tutti. Afuera. Cioè gli ativindi, andatevene fuori, fuori dalle balle, eccetera, eccetera. Più o meno il concetto che è espresso da Javier Milei con la parola afuera è questo. Scrive il collega Cristian Campigli, il simbolo dell'illegalità venduta dalla sinistra come aggregazione cultura socialità. Dopo 31 interminabili anni, 14 governi, 133 tentativi di sfratti, il Leoncavallo è stato finalmente sgomberato. Un'operazione di polizia chirurgica, precisa, svolta nella massima serenità, senza l'uso di forzature o violenze, coordinata dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. La storia del Leoncavallo inizia il 18 ottobre 1975, quando un'area dismessa ai 3.600 metri quadrati, situata in via Leoncavallo 22 a Milano, viene occupata da un gruppo di militanti extraparlamentari provenienti da diverse esperienze interne al 68. Parallelamente nasce l'associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo e nel settembre del 1994, dopo lo sgombero della sede originaria, i militanti occupano una ex stamperia sita in via Watteau numero 7 di proprietà della società L'Orologio SRL. Nel 2001 vengono avviate le azioni giudiziarie per la sua liberazione. La condanna a rilasciare l'immobile dopo i vari gradi di giudizio diventa definitiva con una pronuncia della Cassazione del 2010. La proprietà nel frattempo ha citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno per il risarcimento dei danni a seguito del mancato sgombero. Ecco, pagheremo noi i danni, pensate un po'. Perché secondo voi con che cosa pagano? La Corte d'Appello di Milano, con sentenza dell'ottobre 2024, ha condannato il Viminale al risarcimento di oltre 3 milioni di euro. Lo sfratto era stato notificato per il 9 settembre, ma è stato anticipato a ieri mattina, dopo le 7:30, per motivi logistici e di sicurezza. Gli agenti di polizia non hanno trovato nessuna persona all'interno del centro sociale. All'ispezione ha partecipato l'ufficiale giudiziario e l'avvocato della proprietà, l'immobiliare orologio della famiglia Cabassi. Uno sgombero che, come era prevedibile, ha avuto grande eco anche nel mondo politico. Tra i primi a commentare la vicenda il vice premier Matteo Salvini. Decenni di illegalità tollerata e più volte sostenuta dalla sinistra. Ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti. Afuera.
Grande soddisfazione per essere riuscita in un'impresa considerata da molti impossibile è stata espressa dal primo ministro Giorgia Meloni. In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità. Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e le comunità che rispettano le regole. Il governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata sempre e comunque. È la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti. Per anni il Leoncavallo è stato difeso a spada tratta dalla sinistra, basti pensare che la giunta Pisapia propose alla famiglia Cabassi, proprietaria dei 10.000 metri quadrati di via Antoine Watteau, di acquistare, con soldi pubblici of course, l'immobile e rendere legale ciò che era del tutto abusivo. Una proposta che non venne mai ratificata. Lo sgombero del centro sociale Leoncavallo segna la fine di una lunga stagione di illegalità. Per 30 anni quell'immobile è stato occupato abusivamente, ha sottolineato il ministro degli interni Piantedosi, e al danno si è aggiunto la beffa. Lo Stato costretto persino a risarcire i danni dell'occupazione. Lo Stato, cioè me, te che mi stai ascoltando, tutti quanti, anzi, per usare il titolo di un disco di Lucio Battisti, io, tu, noi tutti. Amarsi un po', eppure paga. Le reazioni, la sinistra, sempre sul tempo, la sinistra unita contro la legalità, da Salis a Sala piangono, il centro sociale che non c'è più. Tajani occupare è un reato. Ecco qua, sentite un po' che cosa dice Angelo Bonelli. La legalità della Meloni? Tutelare i fascisti di Casa Pound e liberare i libici assassini come Al-Masri. La Presidente invoca il rispetto della legalità per giustificare lo sgombero del Leoncavallo a Milano, ma a Roma, a pochi metri da Termini, Casa Pound occupa abusivamente da 20 anni un palazzo pubblico senza che nessuno osi intervenire. Se non fosse così paradossale e grave ci sarebbe da ridere. La legalità a geometria variabile è la cifra di questo governo. Ancora, già che ci siamo, la Salis, la donna che occupava le case altrui, sul proprio profilo Facebook ha difeso l'esperienza dell'Eonca. Nessun rispetto per 50 anni di storia dei movimenti, controcultura, aggregazione giovanile e politica dal basso. Avanza la Milano della speculazione edilizia e della gentrificazione, la città della rendita e delle WIC, una Milano senza anima, esclusiva ed escludente, contro i poveri, contro chi vive del proprio lavoro, contro i giovani, signori. E ancora, una Milano che appare più ricca e patinata, ma che in realtà è molto più povera e brutta. Spero che il Leoncavallo possa presto riprendersi lo spazio che merita e che 1000 nuovi spazi sociali vengano conquistati e restituiti alle comunità che nonostante tutto resistono in una città sempre più ostile e meno accogliente, una città espropriata ai suoi abitanti, una città da rovesciare. Giù le mani dagli spazi sociali, giù le mani dalla città. Milano è di chi la vive, non di chi ci specula. A Roma però non manca, e questo ne scrive la brava Francesca Musacchio, un lungo elenco di immobili da liberare in città. Per la precisione sono 27, sono in mano ai centri sociali e allora vediamo un po' che cosa dice che cosa scrive la collega Musacchio. Non si tratta di episodi isolati, ma di una mappa che copre quartieri centrali e non, edifici privati e pubblici, spesso con dentro centinaia di persone o spazi presi dai centri sociali per attività di vario genere. A volte le due realtà si incrociano, l'edificio preso dai centri sociali diventa pura abitazione. Una realtà che resiste a sentenze, decreti, piani di sgombero e scarica sui contribuenti costi milionari. Rispetto al piano sgomberi del 22 della Prefettura di Roma, ci sarebbero almeno 27 immobili da liberare tra quelli inseriti nella lista delle priorità, perché in molti casi gravati da decreto di sequestro preventivo. Tra quelli liberati invece c'è l'ex clinica Valle Fiorita in via di Torrevecchia al 158, mentre per l'occupazione di via Lucio Calpurnio Bibulo 1 a luglio il Comune di Roma ha approvato una delibera per l'acquisizione dell'immobile, che verrà trasformata in edilizia pubblica. Stessa dinamica in via Prenestina 913, ex salumificio Fiorucci, occupato dal 2009, ribattezzato Metropolis, ospita famiglie e un museo autogestito, il MAM, ma la magistratura ha già condannato lo Stato a risarcire i proprietari per decine di milioni di euro, solo che lo stabile resta occupato
e si discute addirittura l'acquisto pubblico dell'edificio per sanare la situazione. Tra le occupazioni ancora attive, emblematico è il caso di Corso Italia 108, ex sede INPDAP a Porta Pia, occupato dal 2007. Dopo 18 anni, nonostante un sequestro preventivo disposto nel 2017 e ripetuti annunci di sgombero, lo stabile resta occupato da 130 persone. Nel 2019 fu inserito nel piano della prefettura tra le priorità da liberare, ma nulla è stato seguito. Non mancano casi clamorosi che intrecciano politica, attivismo dei centri sociali, ingerenze del Vaticano. In via Santa Croce a Gerusalemme si trova Spin Time Labs, 9 piani occupati dal 2013 del centro sociale Action e oggi casa di circa 500 persone. Adesso vi ricorderete di che cosa stiamo parlando. Lo stabile, ascoltate bene, ex INPDAP, è al centro di un contenzioso con la società Investire SGR, che avrebbe voluto trasformarlo in hotel di lusso in vista del giubileo del 25. Nel frattempo i giudici hanno chiarito che il protrarsi dell'occupazione espone lo Stato al rischio di indennizi milionari, come già accaduto per altri casi analoghi. Ma nel 19 lo Spin Time è balzata alle cronache quando l'elemosiniere del Papa, Don Bolletta, come venne chiamata allora, il cardinale Konrad Krajewski, riattivò la corrente elettrica che era stata staccata per morosità, restituendo la luce agli occupanti. All'Esquilino, in via Napoleone III, resiste dal 2003 anche l'occupazione di Casa Pound. L'edificio appartiene al demanio, è formalmente sotto sequestro dal 20. Nel 23 10 militanti sono stati condannati per occupazione abusiva aggravata, ma lo sgombero non è mai stato eseguito. Il danno erariale stimato dalla Corte dei Conti è oltre 4 milioni di euro. In questo vortice di occupazioni i privati non sono risparmiati. La clinica Valle Fiorita in via Torrevecchia è stata occupata per un decennio, solo nel luglio del 22 le forze dell'ordine hanno eseguito lo sgombero, dopo che la Corte europea dei diritti umani aveva addirittura condannato l'Italia a risarcire i proprietari. Stesso copione per l'ex residence di Viale delle Province, liberato nell'autunno del 22. In entrambi i casi i proprietari hanno incassato anni di mancati canoni e i contribuenti che pagano i risarcimenti. A Roma ci sarebbero quasi 7.000 appartamenti popolari occupati per un totale di 12.000 abusivi, mentre 10.000 famiglie restano in lista d'attesa per un alloggio regolare. Tac. Andiamo a vedere sul Libero, visto che viene tirata in ballo Casa Pound, che cosa Casa Pound risponde. Ma come vedete la Musacchio, la collega Francesca Musacchio, spiega, dice anche lì ci sono state già delle condanne, quindi non è assolutamente peregrino che venga sgomberato anche il palazzo di Casa Pound. E siamo a pagina 5 di Libero. Casa Pound, non siamo Leon Cavallini. Adesso però va sgomberata anche Casa Pound. Questo è il ritornello ripetuto ieri da diversi esponenti della sinistra, ai quali ha risposto direttamente il movimento di destra. Il Leoncavallo era ospitato in un edificio di proprietà privata. Casa Pound, al contrario, da oltre 20 anni, ha sede in un immobile del demanio dello Stato sottratto al degrado e alla speculazione nel cuore di Roma, in un quartiere multietnico, dove la nostra presenza non ha mai creato alcun problema di ordine pubblico. Non solo, in questi anni, ha aggiunto il portavoce Luca Marsella, Casa Pound ha organizzato centinaia di eventi culturali, conferenze, presentazioni, dibattiti, ospitando anche figure intellettuali lontanissimi dalle nostre posizioni, a dimostrazione che la nostra sede è stata ed è un punto di confronto e apertura culturale, non di chiusura. E ancora, a differenza di centinaia di occupazioni rosse e immigrati presenti a Roma e tutta Italia, Casa Pound è l'unico spazio dove sventola il tricolore, una sproporzione immensa. E mentre la sinistra si esercita in polemiche pretestuose, dimentica che in via Napoleone III 20 famiglie italiane in emergenza abitativa hanno trovato casa, sostegno e comunità. Al contrario, le cronache giudiziarie più recenti hanno mostrato il vero volto di un sistema che ruota attorno ai centri sociali, un business milionario che coinvolge direttamente anche pezzi delle istituzioni. A Roma, ad esempio, alcune occupazioni sono state di fatto acquisite con fondi pubblici, persino coi soldi del PNRR, e poi assegnate direttamente agli occupanti a spese dei contribuenti. Il caso del porto fluviale, costato milioni di euro, è solo l'ultimo esempio. La polemica sollevata dalla sinistra è comunque infondata. La sede di Casa Pound è entrata nell'elenco degli immobili occupati da sgomberare nel 2022.
Ad aggiornare la lista era stato l'allora prefetto di Roma. Chi era? Matteo Piantedosi. Bene, chiudiamo la pagina dedicata al Leonca e adesso ci spostiamo, diamo una ragguagliata veloce a Gaza, perché vi ripeto, ne parleremo in Capitaneria di Porto alle 12:40, quindi vi invito chiaramente a seguire la trasmissione e perché con noi ci sarà appunto il dottor Michael Milstein del centro Moshe Dayan da Tel Aviv. E allora, tra l'altro, lui è anche un come si dice, un ex ufficiale delle forze armate israeliane, per cui è persona che è ampiamente titolata a parlare in merito a questa operazione. Andiamo a vedere adesso allora appunto un'occhiatina velocissima su Il Giornale. Dov'è? Eccolo qui. Intanto vedo che stanno arrivando delle zappe, tra poco ve le leggo. Eccole qua, 340-670-9659. Antonino, perché non chiami Elena Meini e le chiedi come stanno le cose in Toscana per la destra? Perché mi pare che ancora siamo in alta marea. Si parla solo del reddito di cittadinanza di Gianni e ancora non c'è l'accordo per il candidato. Buongiorno, scrive Pina da Monza e Brianza. Ciao Pina. Spero che quando si fanno gli sgomberi delle case occupate si parli anche delle case occupate da inquilini che non pagano l'affitto a proprietari che hanno comprato con soldi veri e tanti sacrifici la propria casa e che appunto l'inquilino non lascia se non con avvocati, sfratte e così via. Ho io un esempio di un inquilino che non mi ha pagato per ben 6 anni, ha lasciato la casa dopo averne avuta una dal comune. Saluti. E sì, però ora con il decreto sicurezza li si può cacciare d'urgenza. Silvio da Torino, il Nord Stream portava il gas russo in Europa e Germania, solo dei fessi potevano pensare che fossero stati i russi a sabotarlo. Logico che erano ucraini d'accordo o con gli USA di Biden. Infatti ora compriamo il gas USA che costa il doppio perché viaggia sulla nave. La proposta, qua abbiamo poi Gio da Torino, la proposta dei soliti 5 Stelle sul reddito di cittadinanza provocherebbe o continuerebbe a provocare lavoro in nero, grazie. No, non lo provoca, lo alimenta e come, mio caro. Maurizio, bene gioire per la chiusura del Leoncavallo, ma aspettiamo perché stanno già cercando un nuovo palazzo da dare alle madri antifasciste e noi abbiamo pagato 3 milioni di euro a una società che aveva diritto? Non mi faccio illusioni, dice il nostro Maurizio. 340-670-9659. Ottimo, molto bene Sveva, ricordo ai nostri ascoltatori appunto il telefono lo apro dopo le 10 e naturalmente ascolteremo le vostre testimonianze con molto piacere perché già qualcuno di voi aveva telefonato, voleva intervenire sull'argomento. Allora, Il Giornale, eccolo qui, via all'occupazione di Gaza City, sarà nostra con o senza accordi. L'operazione è iniziata, Netanyahu ordina negoziati per gli ostaggi, avanti anche se ci sarà l'intesa sulla tregua. SOS dell'ONU, i media civili, l'83% delle vittime, la smentita delle IDF. Negli ultimi 10 giorni, scrive Chiara Clausi, i carri armati israeliani si sono avvicinati alla densamente popolata Gaza City. I funzionari di Tel Aviv hanno affermato che sarebbero stati diramati avvisi di evacuazione ai palestinesi prima dell'arrivo dei militari. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha rinnovato l'appello per un cessate il fuoco immediato per evitare morte e distruzione. Il progetto di conquistare Gaza City e sfollare la sua popolazione ha suscitato allarme tra gli alleati occidentali di Israele che chiedono sempre più spesso a Netanyahu di porre fine alla guerra. Ma gli Stati Uniti, suo sostenitore più importante, non sono stati critici. Trump ha dichiarato: vedremo il ritorno degli ostaggi rimasti solo quando Hamas sarà affrontato e distrutto. Netanyahu ha spiegato di voler accorciare i tempi per la conquista di quelle che ha descritto come le ultime roccaforti del terrore a Gaza. Hamas invece ha accusato il leader israeliano di continuare una guerra brutale contro civili innocenti e ha criticato quello che ha definito il suo disprezzo per la nuova proposta di tregua. Abbiamo poi l'analisi di Gian Michalessin, sempre su Il Giornale a pagina 13, sfida per stanare Hamas o obiettivo strategico, Bibi rischio boomerang.
Operazione da 12 miliardi all'anno, rifugi inesistenti, palestinesi spinti a espatriare, pressing sui miliziani. Nel lungo periodo la riconquista rischia di trasformarsi in un boomerang politico ed economico per Israele. Nel 2005 il premier Ariel Sharon, fatti i conti di quanto gli costavano quei 40 km per 15 di sabbia, decise di riconsegnarli ai palestinesi. 20 anni dopo il prezzo della riconquista rischia di essere molto più salato. Allora le tasse pagate dagli 8.500 coloni e dai lavoratori palestinesi coprivano una parte dei costi necessari a schierare 3.000 soldati a difesa degli insediamenti. Oggi dalle macerie di Gaza non uscirebbe un misero shekel. In cambio Israele dovrebbe sborsare, oltre ai costi per la sicurezza, anche quelli per garantire, come prevedono la Convenzione di Ginevra e le altre leggi internazionali sui territori occupati, alimentazione e salute dei 2 milioni di palestinesi. A conti fatti non è uno scherzo. Il piano approvato da Netanyahu prevede inoltre il dispiegamento in vari scaglioni di altri 60.000 riservisti, oltre a quelli già richiamati. In questo modo il totale potrebbe raggiungere in alcune fasi quota 130.000, un numero indispensabile per garantire, grazie anche ai soldati di leva, il dispiegamento di 5 divisioni, ma anche un costo difficilmente sopportabile politicamente ed economicamente. Molti riservisti richiamati 4 o 5 volte dopo il 7 ottobre sono moralmente esausti e sempre più contrari alla guerra. Secondo un sondaggio degli Agam Labs dell'Università di Gerusalemme, almeno il 40% non si sente più motivato. Soprattutto il problema è che non si capisce quale sia l'obiettivo di questo attacco. L'Ucraina e il Nord Stream, andiamolo a vedere sul Fatto Quotidiano, mentre appunto continua il balletto della sede dei colloqui a Ginevra, a Timbuktu, in Paradiso, a Catanzaro, non si sa dove vogliono farlo. Il sabotaggio, eccolo qui, il gasdotto colpito nel 2022 a Rimini, catturato Sergei Kuznetsov, 49 anni, PM tedeschi, era il regista del comando che fece saltare l'infrastruttura, così il Fatto Quotidiano. Un comando ucraino fedele alle posizioni di Kiev voleva impedire definitivamente le forniture di gas dalla Russia alla Germania. Per questo la notte tra il 25 e il 26 settembre 2022 ha fatto esplodere i gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico, infrastruttura che nel 21 aveva trasportato circa la metà del fabbisogno annuo di gas naturale della Federazione tedesca e Nord Stream 2 non era ancora in funzione. Secondo le autorità di Berlino, il compito di coordinare l'intera operazione di sabotaggio e guidare l'equipaggio composto da 6 persone è stato di Sergei Kuznetsov. L'uomo, 49 anni, è stato arrestato alle 23:50 di mercoledì 20 agosto, in un bungalow del villaggio vacanze La Pescaccia di Sant'Andrea in Casale nel Riminese, dove alleggiava dal giorno prima. Il check-out era previsto per oggi, insieme a quelli che dai documenti forniti risultavano essere moglie e 2 figli, un maschio e una femmina. L'arresto, su mandato internazionale emesso dalla Corte federale tedesca per il reato di sabotaggio anticostituzionale, è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Misano Adriatico, guidati dal comandante Roberto Santone, e da quelli del nucleo operativo di Rimini, agli ordini del tenente colonnello Claudio Scarponi. L'uomo, che rischia fino a 15 anni di carcere, non ha opposto resistenza e oggi, assistito dall'avvocata Ilaria Perruzza, sarà all'udienza di convalida davanti alla Corte d'Appello di Bologna in attesa dell'avvio dell'iter di estradizione. Il comandante, insieme sullo yacht che era stato preso in affitto, aveva con sé 4 sommozzatori e un responsabile degli esplosivi, dicono i giudici. I presunti autori del sabotaggio, sempre secondo quanto ricostruito dai tedeschi, sono poi tornati a Wieck, da dove erano partiti, il 22 settembre del 22, dove Kuznetsov è stato riportato in Ucraina da un autista. Come noto, il 26 settembre gli ordigni effettivamente esplodono, danneggiando gravemente i 2 gasdotti, entrambi rimasti da allora inutilizzati. Se la tesi investigativa tedesca dovesse essere confermata, sarebbe un tassello importante nella rilettura dei primi mesi del conflitto russo-ucraino. Da tempo il governo ucraino nega ogni coinvolgimento, nonostante indizi che collegavano l'operazione ai vertici dell'esercito e dei servizi di Kiev. Pausa e ci sentiamo Lu Monte, c'è a Luna Mienzomare, 1960. Andiamo, paesa!
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. C'è una luna in mezzo mare, mamma mia dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te veglia lo pesciaiolo, isso va, isso viene, se lo pesce a manatena. Se ci ingappa la fantasia dei pescioli a vecchiuzza mia, la riola, pesce fritto e baccalà, uè compano calamara c'ha già catà. Second stanza. C'è una luna in mezzo mare, mamma mia dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te veglia lo polizia, isso va, isso viene, sembra scoppetta a manatena. Se ci ingappa la fantasia di scoppetti e vecchiuzza mia, la riola, pesce fritto e baccalà, uè compa, una scoppetta c'ha già catà. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language, I'd like to do 2 choruses in British. Lazy Mary, you better get up. She answered back, I am not able. Lazy Mary, you better get up. We need the sheets for the table. Lazy Mary, you smoke in bed. There's only one man you should marry. My advice to you would be is to pay attention to me. You'd better marry a fireman. He'll come and go, go and come. Zembola bomba manatena. Se ci ingappa la fantasia dei bomberi e vecchiuzza mia, la riola, pesce fritto e baccalà, uè compa, una bombina c'è già catà. Oh compa, che me voglio marità, mamma la vagliotta che me voglio marità, mamma la vagliotta che me voglio marità, mamma la vagliotta che me voglio marità. Ehi! Di nuovo a te la linea, Antonino. E rieccoci qua con Lu Monte, Luna in mezzo mare, mamma mia, mamma retare. E vabbè, ogni tanto mi viene questo momento un po' Mario Puzo. Se non sbaglio questo pezzo lo fanno pure nel Padrino, non vorrei sbagliarmi. Comunque, vabbè, non c'entra niente il Padrino in questo caso, ma mi diverte molto ogni tanto sentire questi italo-americani così, con questi brani, diciamo, come potremmo dire, popolari, ecco, una tarantella popolare. Ogni tanto un po' di tarantella fa bene. Va bene, ritorniamo a noi e dall'Ucraina, dal Nord Stream, rientriamo in Italia e andiamo a Roma a incontrare il ministro Matteo Salvini. Eccolo qui su Libero. Il ponte come il Mose dicevano che era inutile, hanno cambiato idea. Il ministro: l'opera ha salvato Venezia più di 100 volte, collegare lo stretto regalerà un'opportunità a giovani aziende, servirà solo al sud? No, con la sua costruzione vinceranno tutti gli italiani. I sindacati mi contestano solo quelli rossi. E allora parla con lui Fabio Rubini, che gli pone questa domanda: ministro Salvini, senta, questa volta col ponte sullo stretto si parte davvero? A che punto siamo con gli ultimi ma decisivi passaggi che consentiranno di aprire il cantiere? Stiamo ultimando gli ultimi passaggi tecnici col MEF e per questo gli uffici hanno continuato a lavorare senza sosta durante tutto agosto. A inizio settembre tutto il dossier ponte sarà trasmesso alla Corte dei Conti con le firme del presidente Meloni e del sottosegretario Morelli.
Si tratta dell'ultimo passaggio prima del via ai lavori, che conto possano iniziare di lì a brevissimo. Tanti cittadini mi scrivono e non vedono l'ora di assistere alla posa della prima pietra, una giornata attesa da generazioni. Per me sarà un onore essere con loro. Siamo di fronte a un passaggio storico. Stiamo realizzando la più grande opera pubblica in Occidente di cui si parla fin dai tempi dell'antica Roma. Cosa ha provato quando il CIPES ha dato il suo via libera definitivo all'opera? Grande soddisfazione, soprattutto pensando ai troppi giovani che sono stati costretti a lasciare l'Italia per cercare fortuna altrove. Grazie al ponte e a tutte le opere connesse ci saranno migliaia di opportunità di lavoro da nord a sud a tutti i livelli. Una grande occasione di rientro di cervelli nel nostro paese. Quest'opera conferma l'attenzione e la voglia di investire sul futuro dell'Italia, anche se rivedo le stesse polemiche che avevano coinvolto, per esempio, il Mose di Venezia, che ormai è considerato un'opera fondamentale e irrinunciabile e che ha salvato più di 100 volte Venezia dal disastro dell'acqua alta. Rileggo con un po' di soddisfazione certi commenti che ritenevano impossibile il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Dato che i lavori partiranno, adesso si mette o altro ancora. Follie. A dar retta al PC, antenato del PD, l'Italia non avrebbe dovuto avere nemmeno l'autostrada tra Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Le accuse più feroci su questo progetto riguardano il fatto che si tratterebbe di una cattedrale nel deserto. Sarà davvero così? La miglior risposta è arrivata pochi giorni fa con l'aggiudicazione della gara da 1,6 miliardi per la linea ferroviaria alta velocità e alta capacità Salerno-Reggio Calabria. Ricordo che il reddito di cittadinanza che la sinistra vuole reintrodurre è costato più di 34 miliardi agli italiani e non ha lasciato traccia alcuna. Il ponte resterà nella storia, servirà davvero a milioni di cittadini e sarà un toccasana anche per il turismo, grazie alla metropolitana Reggio Messina che farà da contorno al collegamento tra le due sponde. Qualcuno parla già di distretto culturale dello Stretto, un'idea eccellente. Altro tema caldo del fronte del no, col ponte Salvini pensa solo al sud e non al nord. Chi risponde? Rispondo con i dati. In Piemonte abbiamo previsto investimenti per 23,3 miliardi, in Lombardia per 25,8, in Veneto per 18,4. Si tratta di fondi per opere ferroviarie, strade, edilizia residenziale, nuove dighe, case rimesse a nuovo. E poi ci sono i giochi invernali del prossimo anno tra Lombardia, Veneto e Trentino. Le Olimpiadi Milano-Cortina, dice Salvini, porteranno lustro in tutta Italia, ma soprattutto al nord, con opere che rimarranno nel tempo a servizio delle comunità. Aggiungo che nella realizzazione del ponte sullo Stretto saranno coinvolte realtà di tutto il paese e la regione maggiormente interessata sarà la Lombardia. Da Palermo a Milano sarà una vittoria per tutti. Lei ha detto solo in Italia abbiamo sindacati che rifiutano la creazione di posti di lavoro, come quelli, si parla di 120.000 legati al ponte. È un fenomeno che lei riscontra a livello nazionale con Landini e compagnia o anche a livello locale in Sicilia e Calabria c'è la medesima chiusura? I sindacati di sinistra che si oppongono al lavoro e al progresso sono una minoranza organizzata e rumorosa, spinta da alcuni media, ma estrema minoranza. Mi piace ricordare invece le tante categorie a favore, per esempio Confindustria, le associazioni agricole, quelle degli autotrasportatori, le università, gli ordini professionali, studiosi e intellettuali, imprenditori e commercianti. E penso anche a come il ponte potrà diventare un'attrazione turistica a livello mondiale, come è accaduto ovunque ai suoi fratelli minori. Ultima domanda. Il 21 settembre la Lega torna come da tradizione a radunarsi al Pratone di Pontida. Negli ultimi anni ci sono cambiamenti importanti come la presenza della Le Pen e altri leader stranieri. Ci può anticipare qualcosa dell'edizione del 2025? Sarà un'edizione straordinaria. Pensiamo ad alcuni ospiti stranieri e ad altre sorprese, tenendo insieme identità e futuro, autonomia e sovranismo locale e globale. Ormai abbiamo più di 500 sindaci e decine di migliaia di sostenitori in Italia e nel mondo. Vogliamo essere protagonisti nei piccoli comuni e nel percorso globale per tornare alla pace tra Russia e Ucraina, Israele e Palestina. E ci riusciremo. Spesso saremo soli contro tutti, ma la cosa non ci fa paura. A proposito, nella pagina dedicata appunto a questa intervista sul Libero al ministro Salvini c'è anche, visto che si è fatta molta polemica, si parla del Taser. A Mantova il Taser ferma un clandestino, Taser sì, Taser no. Anche se ieri lo sgombero del Leoncavallo ha messo in secondo piano la questione, è polemica tra le parti.
A intervenire sulla vicenda è stato il vice segretario della Lega, Silvio Sardone, che in una nota ha raccontato un episodio accaduto mercoledì a Mantova, quando un tunisino irregolare armato di coltello ha minacciato alcuni negozianti del centro e anche i carabinieri intervenuti. Inneggiando ad Allah è entrato in un supermercato dove ha minacciato una dipendente intimandole di non vendere più carne di maiale e prosciutti. Per fortuna i carabinieri con grande professionalità l'hanno fermato usando il taser. Al di là del gravissimo episodio, prosegue la Sardone, che appare legato all'estremismo islamico, va sottolineato come in questi giorni gran parte della sinistra chieda con insistenza il ritiro del taser alle forze dell'ordine. Si tratta invece di uno strumento indispensabile per chi indossa la divisa e deve fronteggiare soggetti violenti e criminali. Dopo un fatto simile, gli esponenti di sinistra non hanno nulla da dire? A saperlo. Ecco, visto che Salvini ha alzato la palla parlando di reddito di cittadinanza, a questo punto andiamo sul Quotidiano di Sicilia e tiriamo direttamente in porta. Ecco qui. Questa è l'inchiesta del Quotidiano di Sicilia, eccolo qua, che si trova oggi a pagina 7, ricchezza prodotta, il nord resta irraggiungibile, il mezzogiorno si illude e non riesce a recuperare. Tra le regioni gemelle come Sicilia e Veneto c'è una forbice da 90 miliardi di euro, così il paese è sempre più spaccato. Letture ingannevoli, le percentuali parlano di un Sud che nel 2023 avrebbe trainato la crescita, ma i dati in valore assoluto raccontano una realtà profondamente diversa. Rispetto all'ultima analisi, i dati Istat sono stati aggiornati lo scorso giugno, ma non si rilevano flessioni così significative di quanto registrate a inizio del 25. E allora cosa dice il Quotidiano di Sicilia? Il quadro complessivo emerso dall'analisi che il Quotidiano di Sicilia, con diversi approfondimenti, ha condotto sul prodotto interno lordo delle singole regioni italiane, fotografa una situazione economica diversa e meno incoraggiante rispetto a quella legata alle sole variazioni percentuali della crescita. Se quest'ultime infatti creano l'illusione di un Sud e in particolare di una Sicilia in risalita, i dati in euro dimostrano che il divario tra mezzogiorno e nord del paese resta enorme, sia in quanto a ricchezza corrente, sia in quanto a sviluppo economico. L'aumento in volume del PIL siciliano rilevato dall'Istat tra il 22 e il 23 più 2,1%, per quanto rappresenti la percentuale più alta tra tutte le regioni italiane, non vale a piazzare l'isola al primo posto nel paese né in termini di prosperità economica né in termini di incremento della ricchezza. A smentire l'inganno di questa percentuale, lo abbiamo illustrato più volte, sono i numeri concreti, dai quali si evince come molte altre regioni, in certi casi del Sud, abbiano un PIL superiore a quello della Sicilia e come l'aumento della ricchezza dell'isola in miliardi non si avvicini neppure all'andamento economico di altri territori italiani, anche a parità di popolazione. Alla luce dei numerosi dati che abbiamo raccolto nelle passate pubblicazioni, è adesso possibile in un certo senso tirare le somme e mettere in fila i risultati più rilevanti emersi dalle nostre diverse elaborazioni sul tema. In base all'approccio che abbiamo adottato per ricostruire una panoramica generale del PIL italiano, territorio per territorio, cioè quello che confronta i dati del 22 e del 23 a prezzi correnti, il cosiddetto PIL nominale, la Sicilia resta lontana dalla vetta della classifica delle regioni. Se poi il focus si sposta sul PIL pro capite, l'isola precipita fin quasi a schiantarsi sul fondo della graduatoria. La rilevazione Istat sul PIL nominale nel 2023, va precisato, è stata di recente aggiornata lo scorso giugno, pertanto restituisce valori leggermente diversi rispetto a una parte dei nostri ultimi approfondimenti, che si basavano invece sui dati aggiornati a gennaio di quest'anno. Si tratta tuttavia di variazioni levi e che quindi non incidono troppo sulla classifica già elaborata in queste pagine. Adesso possiamo affermare che nel complesso, in quanto a PIL nel 2023, l'anno a cui si riferisce la più recente rilevazione Istat, la Sicilia si piazza all'8° posto tra le regioni italiane, con una ricchezza pari a poco meno di 110 miliardi di euro. Subito davanti all'isola, 7° posto, la Campania, PIL a oltre 130 miliardi di euro. Tra le due regioni c'è comunque un divario di 20 miliardi, cifra considerevole che potrebbe benissimo costituire un PIL regionale a sé stante. Basti pensare che 26 miliardi rappresentano l'intero PIL dell'Umbria. Un divario che inoltre dimostra come, rispetto alle stime percentuali,
la Sicilia non riesca a primeggiare non solo sullo scenario nazionale, ma neppure nel contesto del Mezzogiorno. In testa alla classifica nazionale invece la Lombardia, con un PIL enormemente più elevato di quello delle altre regioni d'Italia, pari a circa 490 miliardi di euro nel 23. A seguire Lazio, Veneto ed Emilia Romagna, rispettivamente secondo, terzo e quarto posto, ma con risultati più vicini tra di loro rispetto al dato fuori misura della Lombardia. Si tratta nell'ordine di circa 241, 197, 192 miliardi di euro. Oltre alla situazione economica corrente, la medaglia di regione trainante resta fuori dalla portata della Sicilia anche dal punto di vista dell'incremento PIL tra il 22 e il 23. Pure secondo questo aspetto, secondo i dati aggiornati, la regione è ottava in Italia, non al primo posto, come invece sostiene chi si lascia sedurre dai tranelli della percentuale, con un aumento del PIL di circa 7 miliardi e mezzo. La Campania in questo caso è 2 posizioni sopra l'isola, sesto posto, piazzamento migliore della Toscana che è settima, con un incremento di 8,3 miliardi, confermandosi regione primeggiante nel Mezzogiorno, non solo come sottolineato in termini di economia corrente, ma anche dal punto di vista dello sviluppo nel tempo. In cima alla classifica ordinata per incremento del PIL c'è chiaramente la Lombardia, che con una ricchezza già molto più elevata del resto d'Italia ha aggiunto al proprio patrimonio un ulteriore tassello del valore di oltre 32 miliardi. Al secondo e terzo posto per incremento ci sono invece, quasi a pari merito, Lazio e Veneto. Quest'ultimo in particolare, avendo arricchito il proprio PIL di circa 13 miliardi, ha realizzato un incremento maggiore quasi per il 70% rispetto al risultato siciliano, benché le due regioni abbiano di fatto la stessa popolazione, 4,8 milioni di persone circa. A proposito dei dati relativi all'incremento del PIL, dobbiamo aprire una parentesi e sottolineare che l'incremento siciliano, 7 miliardi e mezzo, non corrisponde al famoso aumento in volume del 2,1%, perché i dati che stiamo considerando riguardano il PIL nominale, mentre la stima percentuale è il PIL a prezzi costanti, il cosiddetto PIL reale. In generale, appurate le performance ancora insufficienti della Sicilia nel quadro nazionale, è possibile di contro individuare le aree del paese più veloci dal punto di vista della produttività economica. Oltre alla Lombardia, i cui risultati surclassano quelli di tutti gli altri territori, e dunque in un certo senso possiamo dire che gioca partita a sé, le regioni d'Italia economicamente più avanzate sono Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. Incrociando tutte le cifre che abbiamo raccolto e analizzato nelle varie uscite, infatti, emerge come queste 4 regioni non solo siano titolari dei numeri più alti rilevati nell'ambito della singola statistica, ma anche come i loro dati mantengano una certa costanza, permettendo a questi territori di occupare i posti più alti della classifica per PIL regionale, che è quella per incremento della ricchezza, che pure per il PIL pro capite. Quindi, in conclusione, Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna sono le 4 regioni trainanti per quanto riguarda la crescita del PIL in questo paese. Ora io mi domando e dico, no? Vabbè, uno può dire, le regioni del nord, il nord qua, il nord là. Ok, il Lazio non mi pare nord, eppure è nel gruppo dei 4 di testa. Ora io mi domando e dico, lo domando soprattutto a chi mi ascolta da più giù del Garigliano e che è meridionale come me. E voi volete il reddito di cittadinanza davanti a una cosa del genere? Cioè, voi votereste gente che vi propone il reddito di cittadinanza in una situazione del genere? O votereste qualcuno che viene e vi dice, ragazzi, qui è ora di rimboccarsi le maniche e di dare lavoro a tutti e di dare crescita? Questa è la scelta. Questi sono i numeri, questa è la situazione. Non lo so, ognuno vota secondo i suoi interessi e siamo tutti d'accordo, però ragazzi, cioè non si può veramente credere che diamo il reddito a tutti e abbiamo risolto il problema. E infatti, eccoci qua a pagina 12, lo avevo evocato, lo troviamo qui, Pietro Senaldi sul Libero. Sussidio e salario minimo, aiuto, nelle regioni stanno tornando le follie dei 5 Stelle. In Toscana, pur di saldare l'alleanza con un Conte in ottica nazionale, Schlein paga un prezzo salatissimo e Gianni si vende l'anima. Il risultato è il rientro dalla finestra delle disastrose politiche pauperiste dei 5 Stelle. Ecco quali sono.
A proposito, ecco, io vorrei dire pure questo: se avete sentito l'analisi del Quotidiano di Sicilia, per quanto riguarda i dati di crescita del PIL, la Toscana si trova tra la Sicilia, che è la tallona da dietro, e la Campania che la precede. E voglio dire, la Toscana non mi pare che si trovi nel meridione d'Italia. Allora, a maggior ragione, torno a ripetere, cosa vuole la Toscana? Il reddito di cittadinanza o il lavoro? Sentite un po' cosa scrive Senaldi. La voglia di potere e di posti sta piegando anche gli spiriti più riformisti ed evoluti del centrosinistra. La parola d'ordine da quelle parti è tutti insieme ad ogni costo pur di vincere e tornare nella stanza dei bottoni, anche al prezzo di dover premere poi il bottone dell'autodistruzione, perché così vuole il sedicente avvocato del popolo. I leader 5 Stelle detta legge a sinistra in quanto è l'unico che può permettersi di andare da solo, perdere e restare in gioco anche al prossimo giro. Con questa formuletta sta facendo il bello e cattivo tempo nelle regioni, ha fatto l'esame del sangue Matteo Ricci nelle Marche, ha trasformato il socialista toscano Eugenio Giani in un estremista, mette becco nelle liste dei Dem in Puglia, si accorda sulla testa di Schlein con Vincenzo De Luca in Campania, impone in Calabria mister reddito di cittadinanza Pasquale Tridico in arte eccetto la qualunque. E allora quali sono le proposte? Appunto, sentite un po' che cosa vuole chiedere l'elemento, eccolo qui, secondo Pietro Senaldi, l'elemento squalificante del programma giallo-rosso-verde è il reddito di cittadinanza regionale, misura che i 5 Stelle pensano di imporre in tutte le regioni come condizione base per il campo largo. La misura costerebbe circa 350 milioni di euro, cifra introvabile considerato che il bilancio della Toscana registra un disavanzo di 1 miliardo. La situazione è così precaria, perché in questa puntata Senaldi si occupa della Toscana, la situazione è così precaria che Giani ha dovuto aumentare l'IRPEF regionale di 200 milioni, che se ne vanno per ripianare il buco della sanità, che oscilla tra i 160 e i 200 milioni all'anno, come certificato dalla Corte dei Conti. Ed è proprio sulla sanità che il presidente è stato costretto dai grillini a una biura. Aprire i reparti chiusi negli ospedali periferici, punire il privato, riportare nel pubblico i servizi non sanitari. Insomma, disfare ciò che è stato fatto negli ultimi 5 anni. Con quali soldi? Non è scritto. Perché mettere limiti alla volontà di Conte, che sarà pure professore di diritto ma di economia non è neppure scolaro? Sempre alla voce chi lavora è un fesso, si staglia il programma per accorciare l'orario ai dipendenti pubblici a parità di salario. 36 ore sono troppe e poi funziona tutto già così bene. Nel segno del regresso e dell'antichità, la cacciata del rigassificatore da Piombino, la progressiva chiusura degli inceneritori esistenti, il divieto di farne di nuovi, efficienti e moderni. La Toscana spende una decina di milioni all'anno per smaltire altrove i propri rifiuti, ma anziché ridurre la somma, i Giani giallorossi programmano di implementarla. D'altronde l'accordo prevede la revisione integrale del piano regionale sui rifiuti, lo stesso che il Presidente ha approvato 6 mesi fa a proposito di retromarce imbarazzanti. C'è poi un ampio capitolo dedicato all'edilizia pubblica, dove si promettono case per tutti, lavoratori, studenti, famiglie, nulla facenti, con tanto d'attivazione di comunità energetiche nei caseggiati, in modo da contrastare il caro bollette, produrre e rivendere quanto in eccesso. Gianni e Conte nel paese delle meraviglie, considerati 5.000 alloggi popolari sfitti perché fatiscenti. Si progettano cattedrali nel mentre non si è in grado di sostenere una palafitta. Tanto io vi dovevo, meditate gente, meditate. Che ora si è fatta? Le 9:55, di questo ne abbiamo parlato. Andiamo a parlare degli zingari in Germania, ne parla l'immenso Roberto Giardina. Sapete che c'è stata e continua la polemica, ovviamente, a seguito della povera signora che è stata tirata giù da questi 4 ragazzini che avevano rubato una macchina al Grato Soglio a Milano. Quando succedono i fatti di cronaca nera, siamo su Italia Oggi, quando succedono i fatti di cronaca nera i giornali non parlano mai della loro etnia, i Sinti e i Rom in Germania hanno casa ma debbono mandare i bambini a scuola. A Berlino non vedo mai una giovane donna con un neonato o un piccolo di 1 o 2 anni in braccio, verrebbe subito segnalata dai passanti e la polizia la fermerebbe, non per inferire sulla madre, ma in difesa del piccolo esposto ai gas di scarico.
In inverno giungono senza tetto non solo Sinti o Rom da Romania o Bulgaria, perché l'assistenza in Germania è migliore. Avranno un tetto, pasti caldi e anche se sarebbe vietato lasciano fare. Suonano anche bene il violino, la filarmonica in metro, fanno dopo un giro per il vagone senza infastidire i viaggiatori. Chi vuole lascia una moneta o chiedono un aiuto agli automobilisti fermi al semaforo, ma senza lavare il parabrezza. La polizia non lo permette perché si intralcia il traffico. Quando vado in banca per fare un'operazione, un giovane o una ragazza mi apre la porta con un cappello in mano. Non sono tedeschi. Chi ha prelevato centinaia di euro dovrebbe essere più generoso. C'è tolleranza purché si rispettino le leggi. A Venezia, leggo ancora, hanno fermato una rom di 23 anni che avrebbe già raggiunto 58 denunce per furto. Avrebbe il divieto di tornare a Venezia, ma se ne infischia. E a Roma imperversano sul metro e sui bus borseggiatrici, anche minorenni, sicure di non andare in prigione o perché incinte. I cattivi tedeschi condannerebbero anche le borseggiatrici incinte, sconterebbero la pena in una prigione simile a un albergo a 2 stelle, ma con sbarre alle finestre, con kindergarten e nursery per i piccoli. Scrivere e dire zingaro è vietato. E la parola è di origine tedesca, viene da Zig o Zug, movimento. Zug è anche il treno, e Gauner delinquente, cioè chi delinque viene e passa, un nomade. Ma a Roma, secondo dati incerti, i Sinti e i Rom sarebbero circa 20.000 e risiedono in città da oltre 20 anni. Non sono più nomadi e dovrebbero rispettare le leggi, cominciando a mandare i figli a scuola e pagare tasse di circolazione e assicurazione per l'auto. Una volta ho avuto una lunga conversazione in treno tra Roma e Milano con un assistente sociale specializzata nell'assistenza ai Rom. Le madri vorrebbero, mi disse, sono gli uomini a imporsi con la violenza perché vogliono che i figli vadano in strada a guadagnare e non perdere tempo a scuola. Il buonismo esagerato a volte danneggia chi si vorrebbe proteggere. In Germania Sinti e Rom sarebbero da 70.000 a 140.000, brutto segno se non si sa esattamente quanti siano. Come è noto, Hitler voleva sterminare non solo gli ebrei, ma anche gli zingari. Ne uccise nelle camere a gas tra 70.000 e 150.000, sempre un numero incerto. Il mausoleo per ricordare l'olocausto che ricorda gli ebrei è vasto, 11.000 metri quadrati, in pieno centro. Impossibile non vederlo. Avrebbe dovuto ricordare tutte le vittime del nazismo. I Sinti e i Rom trucidati in Europa sono ricordati da una semplice stele in un parco, non semplice da trovare. In Germania hanno vietato ai ristoranti di mettere in menù le cotolette alla zingaresca, piccanti e gustose, il che in fondo è una sciocchezza. E a Berlino non c'è un campo per Sinti e Rom. Chi arriva, se accolto, ha diritto a un alloggio. Anni fa arrivò a Berlino un gruppo dell'est di Sinti o Rom e furono sistemati in un albergo in attesa di trovare per loro alloggi. Se ne andarono per accamparsi sul fiume, rifiutando di andar via. Diedero a ognuno 200 euro e li misero su un aereo che li riportò a casa. Il Tagesspiel, giornale di Berlino e di sinistra, intitolò Turisti con pretese, un'ironia che oggi non sarebbe forse permessa. I tedeschi non tollerano i Sinti e i Rom, li rispettano, li trattano alla pari come tedeschi e quindi dovrebbero comportarsi da tedeschi. Così il bro Roberto Giardina da Berlino. Bro è appellativo di rispetto tra i giovani perché lui è molto popolare anche tra i giovani. Le 10, andiamo in pausa, ci sentiamo il gruppo italiano Anni Ruggenti del 1984 e poi torniamo con 2 ultime notizie e il telefono aperto allo 029294 7222. I marinai sanno che all'equatore tra le orchidee vivono strane magie. Oro che ricopre le montagne, uomini piccoli così. Quando lassù esce la luna piena, nella tribù senti suonare i tam-tam, danzano intorno allo stregone, spiriti al ritmo del voodoo.
tropici, sento la giungla nell'anima, una anaconda che dondola su di me, sembra un corallo nel blu, anni ruggenti nei tropici, bionde le vittime di King Kong, legami al polo ma portami giù in città, sento l'orchestra suonare. Sui rami che sfiorano quasi il cielo, aspetterò finché la pioggia cadrà. Corrono le voci dei safari, dicono che non tornerà. Anni ruggenti nei tropici, dolci sorrisi dell'Africa, piante carnivore sembrano ridere, chissà per alla TV. Anni ruggenti nei tropici, e poi rinfranti per souvenir, 1000 ippopotami cantano baciami, ma io non credo all'amore. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, alle 10, 4 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa. Allora, se facciamo un patto, 3 ultime cose, poi il telefono sarà aperto allo 0292947222, ladies and gentlemen. Allora, la Meloni, appunto, siamo sulla verità, la Meloni il lodo per la difesa di Kiev, in caso d'attacco 24 ore per reagire. Bloomberg cita persone al corrente delle decisioni, la testata ha svelato che i leader europei, su impulso della stessa Meloni, stanno discutendo una procedura che li vincolerebbe a stabilire entro 24 ore se fornire supporto militare all'Ucraina in caso di attacco russo. Altre capitali premerebbero per ridurre i tempi a 12 ore, altre ancora per allungarli a 48-72. Mancherebbe l'automatismo vagheggiato da Podoliak, ma agli Stati serve un passaggio preliminare all'ingresso in un conflitto che avrebbe esiti potenzialmente apocalittici. Anche l'articolo 5, in fondo, pur fissando il principio per cui colpire un alleato significa colpirli tutti, prevede che si eserciti un giudizio sulla contromossa opportuna, laddove il ricorso alla forza viene considerato solo una delle opzioni possibili. Analogamente, la strategia allo studio per Kiev ipotizza che si metta in campo un ventaglio di soluzioni, strumenti difensivi, assistenza economica, rafforzamento dell'esercito ucraino, ulteriori sanzioni a Mosca. Andiamo avanti con la questione dell'assemblea Mediobanca, che ha mollato la D, ha bocciato l'offerta su Banca Generali, a favore solo il 35%, no di Caltagirone, astenuti Delfin e le casse previdenziali. Unipol è uscita dal capitale come effetto del disco verde della BCE all'offerta pubblica di scambio del Monte. Ora Monte dei Paschi di Siena si trova la strada spianata per la sua scalata. Cosa vuol dire questo? Che la strada ormai è spianata per l'assalto di MPS, scrive Nino Sunseri,
che anche con la sponsorizzazione del governo punta a consolidare un polo bancario nazionale. Se Monte Paschi Siena supererà il 50% del capitale di Mediobanca, avrà il controllo. Se si fermerà al 35% sarà un gioco di equilibri, alleanze e maggioranze che farà impazzire i mercati. Si annuncia comunque una concentrazione senza precedenti, una catena che partendo da Monte dei Paschi di Siena arriva a Mediobanca, cui fa capo il 13% dei Generali, a sua volta principale azionista di Banca Generali. Una potenza finanziaria senza precedenti. Per Giancarlo Giorgetti una garanzia in più sul collocamento dei BTP. Finisce quindi il sistema che era stato ideato da Cuccia, per cui si poteva, il mitico Enrico Cuccia, per cui l'uomo di Mediobanca, per cui si poteva controllare un'impresa con alleanze incrociate, e finisce anche l'era dei manager padroni. Chiudiamo infine con l'alpinista. A proposito, è stato arrestato il piromane che ha dato fuoco a Malpensa, il maliano che ha seminato il panico al Terminal 1 aveva ricevuto la protezione internazionale. Covava rabbia perché era stato respinto con passaporto falso. Abubakar Traoré si chiama questo galantuomo. E poi finiamo con andiamolo a trovare sul Corriere della Sera, l'alpinista eroe che ha sacrificato la sua vita per salvarne un'altra. Proprio vero, chi salva una vita umana salva il mondo intero. A 7000 metri per salvare un'amica, alpinista italiano muore sul Pic Pobeda tra Kirghizistan e Cina, malore fatale per Luca Sinigaglia, milanese di 49 anni. Lei non dà più segni di vita. Luca Sinigaglia sapeva che era un'impresa rischiosa e disperata, però è andato lo stesso, non una volta ma due, e la seconda gli è stata fatale. L'alpinista italiano milanese, 49 anni, è morto a Ferragosto, ma si è saputo ieri nel tentativo di salvare un'amica russa bloccata dal 12 agosto con una gamba rotta a 7000 metri di quota sul Pic Pobeda, la vetta più alta del Tian Shan, tra Kirghizistan e Cina. Luca, esperto di cybersicurezza, appassionato di montagna, è deceduto per un edema cerebrale. Insieme a un alpinista tedesco era salito in condizioni proibitive per portare soccorsi a Natalia Nagovistnia, 47 anni. Si è sentito male, i due si sono rifugiati in un anfratto di roccia a 6.900 metri, ma per l'italiano non c'è stato nulla da fare. È tragica la storia di questa scalata al Pic Pobeda, che in russo significa Picco della Vittoria, nome dato in epoca sovietica quando il Kirghizistan era una delle repubbliche dell'URSS, per celebrare la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Nagovizina era salita insieme a una guida russa. Nella discesa è avvenuto l'incidente. La guida ha chiesto aiuto a Sinigaglia, che saliva col tedesco Gunther Sigmund. Vista l'impossibilità di portarla al campo base, i tre l'hanno lasciata in una tenda sotto una sporgenza rocciosa riparata dal vento. Una volta scesi a valle hanno dato l'allarme. Il giorno dopo Sinigaglia e Sigmund sono tornati sulla montagna per portare a Natalia un fornelletto a gas. Acqua e viveri, ma esausti hanno pernottato con lei. Il 14 sono tornati a valle. I due a Ferragosto hanno ripreso la salita, passando per una difficile via a 6.900 metri. Sono rimasti bloccati da una bufera di neve rintanandosi in una grotta. Luca ha avuto un malore, forse per la stanchezza, ed è morto. Lo scalatore tedesco è riuscito a tornare al campo base. Il 16 di agosto il Ministero della Difesa del Kirghizistan ha inviato un elicottero militare con 6 soccorritori. Per le condizioni meteo avverse il velivolo è stato però costretto a un atterraggio d'emergenza a 4.000 metri di quota, nel quale 3 persone sono rimaste ferite in modo non grave. Martedì 19, quando le condizioni meteo sono migliorate, un drone ha sorvolato il posto dove era stata posizionata la tenda di Nagoviznia, confermando che la donna era ancora viva anche se la tenda era divelta e la temperatura di 23 gradi sotto zero. Secondo le ultime notizie di ieri non ci sarebbero più segni di vita di Natalia. La quarta operazione di salvataggio è iniziata ieri mattina. Per il sito mash.ru ci vorranno 4-5 giorni per raggiungere la tenda e il tempo in montagna dovrebbe peggiorare. L'11 agosto sul Pobeda era morto un altro alpinista russo e 62 hanno dovuto essere salvati con 6 voli di elicotteri. 3 esperti piloti soccorritori sono partiti dall'Italia, ha confermato Agostino da Polenza, capo di spedizioni in Himalaya. Michele Cucchi, Manuel Monaris, Mario Sottile sono partiti questa mattina, ieri per chi legge.
ed è stato trovato un elicottero per tentare di salvare l'alpinista russa e recuperare anche il corpo di Sinigaglia. Il marito di Natalia nel 21 ebbe un ictus sul Khan Tengri. Lei rimase insieme a lui sino alla fine nonostante gli appelli a scendere e venne salvata da un elicottero. Un anno dopo Natalia salì di nuovo sulla stessa montagna per installare una targa in memoria del marito Sergei. Pace a voi, che Dio vi accolga. Ha ragione Sandro Pertini, c'è sempre qualcuno tra noi che si fa accoppare per una causa giusta. Sveva, io tolgo la condivisione dello schermo. 029294 7222, il telefono da questo momento è aperto, sono le 10:12 minuti e 34 secondi sulle nostre magiche onde di Radio Libertà. Ovviamente io vi aspetto, perché mi pare che stamattina sia stata una rassegna stampa molto piena. Sveva, se ci sono altre zappe girale pure, per favore. Nel frattempo noi diamo un'ulteriore occhiata alle agenzie e in particolare ANSA.it. Andiamo a vedere che cosa ci dice l'ANSA. L'ANSA continua a parlare di Gaza. Il ministro israeliano Katz: distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia gli ostaggi, se non accetterà di disarmarsi farà la fine di Rafah. Carcere per gli immigrati, danneggia l'ambiente, un giudice di Miami ordina la chiusura di Alligator Alcatraz. Il soccorso, salvati i 2 alpinisti bloccati da 4.000 metri, a 4.000 metri sul Monte Rosa. Vaticano, oggi la giornata di digiuno e preghiera per la pace, l'invito di Papa Leone. E poi ancora l'Adidas si scusa per la scarpa copiata dagli indios messicani. L'azienda tedesca era stata accusata di appropriazione culturale. Da domenica gli US Open, Sinner parte con Vitko Priva e riprende ad allenarsi. Andiamo a vedere anche l'ADN, poi vedremo l'AGI, adnkronos.com. Vediamo che altri aggiornamenti abbiamo quest'oggi. Vediamo un pochino. Nel frattempo apriamo anche la pagina dell'AGI per vedere che cosa riferisce quest'altra agenzia stampa, diretta da Rita Lofano. Andiamola a vedere. Abbiamo 2 telefonate però. Pronto? Chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Quella, carissimo, dimmi. Allora, in primo luogo, purtroppo io non credo che, io credo che la gente voterà chi gli offre il reddito di cittadinanza, che sia in Calabria, che sia in Sicilia, che sia in Toscana, però lo voteranno. Perché purtroppo tu sei meridionale, io sono stato in Calabria alcuni anni avendo mia moglie, tua conterranea, in vacanza e la mentalità è quella lì. Intanto arraffiamo. Purtroppo è questo. E poi volevo innanzitutto sapere, perché me lo sono scordato, il titolo del brano dei The Colors che hai messo un paio di giorni fa, che era stupendo, non lo conoscevo. Non è vero. Il titolo è Non è vero. Non è vero. E poi ti suggerisco una canzone degli anni 70 dei Village People, San Francisco, che dovrebbe essere antecedente a quella che tu hai programmato ieri. Va Te bene, la allora consiglio poi me la perché cerco. è molto molto brillante come canzone. Basta, tutto qua. Molto Volevo dare bene. un po' di nota di colore musicale, visto che quest'oggi hai chiuso con la tristissima notizia dell'alpinista italiano perito nel tentativo di salvare una collega che comunque alla fine poi anche lei purtroppo ci ha lasciato. Ti saluto Antonino, grazie, ciao. Grazie a te, carissimo. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, ciao, sono Silvio. Siamo da Benvenuto. Torino, ma voglio parlarti della mia esperienza a Milano, perché io Prego. negli anni '80 abitavo in via Padova e ho provato anche a frequentare il centro Leoncavallo, perché essendo appassionato di musica c'era Renudo, allora si passavano nottate a sentire i concerti. Sì. E ho provato a avvicinarmi a quell'ambiente, non mi piacque per niente, ho trovato nessun amico, ho trovato tutto molto non mi piaceva, meno male, perché comunque la passione della montagna, dell'alpinismo, la passione della musica mi ha evitato di diventare un drogato o chissà che cos'altro. Ecco, io non so,
questa è la mia testimonianza. Io adesso magari sono cambiate queste cose, però non mi fece per niente, non per l'impressione, una setta. Viva, comunque ragazzi, fate sport, coltivate altri hobby, che non c'è bisogno di farsi spiegare da dei filosofi da sta parte che cosa si deve fare nella vita. Ciao. Pienamente d'accordo, molto meglio la vita a pane e formaggio. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto, mi sente? Ciao Gino. Buongiorno Antonino. Allora, queste sono considerazioni personali, è un mio pensiero, come la vedo io. Mi riferisco soprattutto alla guerra russo-ucraina. Allora, intanto veniamo al fatto che da quando l'uomo è sulla Terra le guerre ci sono sempre state e continuano ad esserci. I motivi? Troppe le differenze tra le varie popolazioni, da quelle linguistiche, somatiche, ideologiche ed economiche. Questo spiega un po' il tutto. Venendo alla guerra russo-ucraina, scopriamo che Trump o gli Stati Uniti vogliono sottrarsi dalle loro responsabilità, cercando di far impegnare maggiormente l'Europa. Loro che hanno sempre combattuto per i valori di libertà con cui si identificano gli occidentali, ora vogliono farne a meno. I nuovi valori per loro, per l'America, sono economici e vanno ora a braccetto con i dittatori comunisti. Per l'Europa, a prescindere dalla destra o sinistra, è ora che parli con una sola voce, che si faccia sentire e che si rinforzi militarmente. La Russia è una minaccia molto forte e trovo giusto l'impegno dei paesi volenterosi. Mi dispiace per la Meloni, ma questo disimpegno militare italiano assomiglia un pochino all'8 settembre. Qui non si tratta di sovranisti o no, qui si tratta delle nostre libertà e della nostra sicurezza. Grazie Antonino, grazie. Grazie a te Gino. Vediamo se ci sono altre telefonate in attesa, ma sai, Gino mio, che può fare? Il discorso è molto semplice, è cambiato il mondo ed è cambiata anche l'America. L'America di Trump non è un'America decisa ad andare in giro a fare casino per il mondo, a tutelare i diritti umani, a fare guerre per quel principio o per quell'altro. La verità, molto semplicemente, è che l'America di Donald Trump è un'America che si interessa di altro, è un'America che guarda al proprio ombelico, guarda ai propri affari, ha deciso di creare una propria Lebensraum, spazio vitale, e in quello spazio vitale si vuole chiudere e fare i propri affari. Io ti suggerisco, perché oggi lo avremo come gradito ospite nella seconda parte di Capitaneria di Porto, di ascoltare il colloquio che ho avuto con Franco Bechis, il direttore di Open. Franco Bechis, che ha di recente scritto un libro su J.D. Vance, edito da Anni Luce, J.D. Vance, l'incantatore della destra americana. Ecco, quello è l'uomo che sta brigando e sta facendo di tutto per succedere a Donald Trump nel 2028. Un tipo molto scaltro, manovriero, che ovviamente non ha, per quanto egli si professi cattolico, per quanto si sia convertito in virtù dell'intervento di un padre domenicano, insomma mi pare che lui per il momento non sia molto lontano dalla scia del fatto: noi ci facciamo i fatti nostri e voi altri vedetela un po' da soli. Questo però non deve essere visto come una iattura, deve essere visto anche come l'opportunità per costruire uno spazio europeo. Ma con chi lo vada a costruire lo spazio europeo? Con Macron, che è convinto che il sole ruota attorno alla Francia? Con Merz, che è evanescente? Con chi lo devo costruire? Con Sanchez? Mamma mia, Sanchez. La Spagna è un grande paese, ma lo governa Sanchez, vi rendete conto? Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì, buondì.
Sì, buongiorno, chiamo dal Friuli Venezia Giulia. Io volevo dire una cosa, l'America ce la sta mettendo in quel posto senza vaselina. Ha scatenato la guerra in Ucraina, l'ha persa e adesso dà la colpa alla Russia. E chi ci rimette, logicamente, è l'Europa. Tutto qua. Hanno girato la frittata. Questo ho paura che porterà a brutte conseguenze. Stiamo rischiando veramente la guerra, perché se Putin si arrabbia più di quello che è arrabbiato o magari implode economicamente, non so cosa possa succedere. Quindi tutta questa volontà di fare la pace è solo una farsa. Ciao. E quindi che cosa dovremmo fare se Putin si arrabbia? Mamma mia, che paura. Se la Russia implode, la Russia ha il 25% del PIL che produce l'Italia ogni anno. Se la Russia implode, che problema c'è? La Russia in questo momento economicamente è uno stato vassallo della Cina. Basta guardare i dati economici. Quindi, sì, la Russia implode economicamente, quindi che fa? Che l'economia occidentale va a catafascio? Mi pare un po' difficile, molto difficile. Putin si arrabbia, i cani si arrabbiano, non gli esseri umani. Poi non si governano le nazioni con la rabbia. La rabbia, quale rabbia? Va bene, cerchiamo di ragionare un pochettino di queste cose internazionali senza metterci troppo, diciamo così, il sentimento o la descrizione delle nostre pie illusioni, perché voglio dire, le cose vanno guardate anche per quello che sono. L'invincibile esercito russo è anche quell'invincibile esercito che da 3 anni prova ad arrivare in 3 giorni a Kiev e non ci riesce. L'invincibile esercito russo è quell'invincibile esercito che alla fine non è riuscito a conquistare più del 12% di territorio ucraino nel giro di 3 anni. L'invincibile esercito russo è anche l'invincibile esercito che è stato preso a scoppole dagli ucraini, specie quando con le azioni con i droni e con i colpi a sorpresa gli hanno distrutto i bombardieri strategici e non sono riusciti a rimpiazzarli, per esempio. O quando gli hanno affondato l'incrociatore Moskva e non sono riusciti a rimpiazzarlo, per esempio. Quindi la Tigre, sì, certamente sono molto agguerriti, certamente sono anche molto crudeli. La strategia tattica che hanno è solo il rullo compressore, non è che hanno altro. Però da qua a diventare chissà quale grande minaccia, diventa una minaccia se parliamo di bombe atomiche, se parliamo di dottrina nucleare. Ma dottrina nucleare significa che a quel punto la guerra è persa per tutti, perché significa la fine di tutti quanti, non la fine soltanto dell'Europa, è la fine di tutti quanti. Molto semplicemente. Considerate anche che c'è una variabile del terrore che non viene mai messa in conto. La variabile del terrore si suffraga in, dovrebbero essere credo una decina, di sottomarini lanciamissili nucleari classe Ohio, costruiti dall'America nel corso degli anni '80, che dall'altro lato hanno la classe Tifone e la classe Borei, costruita prima dai sovietici e poi dalla Russia, ma con i pochi fondi che hanno non ne hanno fatti assai, le cui posizioni negli abissi non si sa dove sono, e quelli agirebbero anche dopo l'eventuale primo lancio da parte di Mosca di un ordigno militare di tipo atomico. Quindi capisco che fa molto premio sull'opinione pubblica dire ma noi abbiamo la bomba atomica, sì, ma pure l'Occidente ce l'ha. E dagli anni '60 esiste una dottrina che si chiama dottrina della mutua distruzione assicurata, motivo per il quale queste armi non vengono impiegate e non saranno impiegate, malgrado, e questo un giorno la storia lo dovrà riconoscere, e su questo, anche su questo, la figura e la statura scarsa di Vladimir Putin verrà giudicata. Egli porta la responsabilità morale davanti a tutta l'umanità di aver abbassato la soglia psicologica del tabù nucleare
permettendo a egli, ai suoi schierani, ai suoi scagnozzi, nonché tirapiedi televisivi, o al suo burattino Medvedev che si agita più di tutti, permettendo a costoro di blaterare giorno e notte come se niente fosse, di lanci di atomiche, di milioni di vittime sulle città occidentali e puttanate di questo genere. Non si doveva, ogni 6 agosto abbiamo ricordato che mai più la bomba atomica, mai più il bombardamento atomico di chi che sia. E invece questo signore ha reso quasi desiderabile l'uso delle bombe atomiche in guerra. Ergo, ognuno porterà la sua responsabilità morale davanti al tribunale della storia e, se ci credete, anche davanti al tribunale di Dio. Va bene, le 10, 27 minuti e 31 secondi, diamo un'occhiata all'Agi. Katz avverte Hamas, presto si apriranno le porte dell'inferno. Poi ancora, cocaina in curva sud durante le partite della Roma. Trump vuole la pace in Ucraina entro 2 settimane o cambieremo tattica. Zelensky chiede garanzie di sicurezza prima dell'incontro con Putin. Dazi, tutto quello che c'è da sapere sull'accordo tra USA e UE. Sgomberato il Leoncavallo dopo 31 anni, Meloni nessuna zona franca, Sala non sono stato avvertito. Un giudice ordina di smantellare la super prigione di Trump. SpaceX lancia con successo un drone spaziale militare. L'acqua a sapore fa la fortuna di un ristorante britannico e poi ha atteso 90 anni per trovare una giusta sepoltura. Ammazza, tutto viene a frutto col tempo e con la paglia. Poi da Sordi a Fellini e Manara, Rimini celebra il cinema, c'è questa bella esposizione, in una per esempio c'è il bellissimo costume di scena di Alberto Sordi nei panni del Marchese del Grillo. Va bene, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Ci salutiamo con Enzo Iannacci, l'importante è esagerare del 1985. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. A tra poco per la supposta con Giulio Cainarca in Onda Libera e poi alle 12 con Capitaneria di Porto. Buon proseguimento.